Seconda fila per Puerto Alegre e Pi Greco Ai. I cavalli sono qui davanti alle tribune, mancano circa 100 metri allo stacco del mezzo meccanico. Chiusura delle ali. Dal largo dello schieramento il numero 6 di Polinesia, che assume il comando sulla rottura del numero 7 di Porto Stomme. Resta scoperto il numero 4 di Penandri Fallé e vediamo le intenzioni dei driver. Polinesia in testa, Penandriff a destra, lancio in 14,5 e al completamento della curva e alla retta di là Penandri Fallé probabilmente avrà via libera e così è, quindi Penandri Fallé in 30,5 e battistrada è lì dove voleva essere al comando. Risposta Polinesia, forse c'è uno scambio e così è, quindi Polinesia ripassa al comando al completamento della curva di sinistra, seguito sempre dal numero 4 di Penandriff, 47, fatto tutto con grossa gradualità, e resta scoperto Pedro M che incomincia la sua lunga risalita. Quindi schema delineato, Polinesia in testa, a destra Pedro e seconda lo steccato Penandriff. 1,3 di 800, si va piano e davanti alle tribune c'è una piccola puntatina di Pedro M che cerca di intensificare il ritmo di Polinesia. Chilometro in 1,18,7 si è andato davvero di passo, visto la categoria, i 3 favoriti sono nelle prime 3 posizioni, la migliore per il momento è quella di Polinesia che gestisce, portandosi sempre alla sua destra Pedro M, ora Penandré Fallé anche coperto dal numero 10 di Pi Greco Ai, 1,36 3/4 di miglio con Polinesia che controlla Pedro, murato Penandré, a largo Pi Greco, segue Poker Face e in ultima pariglia Puerto Alegre. Ne restano in 6, ma quelli che contano sono quelli nelle prime posizioni. Polinesia su Penandré, al largo galoppa Pedro M e questo è un colpo di scena perché si può liberare il numero 4 di Penandré Allé che deve stanarsi. Ce la fa Raffaele Palomba ad anticipare Attilio Golia ed ora scappa Polinesia, Penandré è lì, Polinesia prende 1,5 di margine sull'avversario, guadagna all'interno anche il 2 di Poker Face HBD, Polinesia c'ha ancora una retta da affrontare ma ha preso vantaggio intangibile Vincenzo Longo, Penandré è attaccato e addirittura battuto dal numero 2 di Poker Face HBD. Per il terzo Penandré Allé 2,35, 1,17,5, vittoria senza stress per Polinesia e il giovane Longo che vista in giornata ha vinto come voleva, ha davvero deluso Penandré Allé, mentre per il secondo è ottimo Poker Face HBD. È tutto per questa giornata di Foggia, conclusosi con la vittoria di un'ottima Polinesia, doppio di training, doppio di Vincenzo Longo, linea alla regia.